In questi giorni sui cieli nel nuorese sopra Lula, Bitti, Orune e Onanì sta sorvolando l'elicottero che vedete dietro di me. Si tratta di un elicottero particolare con una antenna esagonale. È un progetto che è promosso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia insieme all'Università di Cagliari nell'ambito del progetto Einstein Telescope. Ma di che cosa si tratta nello specifico? Ci sono dei rischi per la popolazione e per il territorio? E quali sono i benefici? Ne parliamo con i protagonisti del progetto. Il fine ultimo del sorvolo in elicottero è acquisire dei dati, delle informazioni sul sottosuolo che ci permettano di successivamente, integrandole con tutti gli altri studi che sono stati fatti nella zona candidata a ospitare l'Einstein Telescope, di realizzare un modello tridimensionale del sottosuolo di tutta l'area. Ecco, viene utilizzato un elicottero con una antenna che appunto emana delle onde elettromagnetiche verso il terreno, ma è già stata utilizzata questa tecnologia? Allora, questa tecnologia è una tecnologia che viene utilizzata da molti anni in tutto il mondo per vari scopi scientifici. Si tratta di una tecnologia che non è assolutamente invasiva, si tratta di onde radio a bassa intensità che non costituiscono problemi per le persone o gli animali. Ecco, quindi c'è la garanzia che oltre al fatto che non viola la privacy, la sicurezza delle persone e degli animali è salvaguardata. Noi tutti i giorni, quando l'elicottero torna, pubblichiamo una mappa che si vede proprio dove è passato. E se guardate questa mappa, vedete questo elicottero fa delle linee così, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. E quindi i piloti devono essere bravissimi perché devono stare dritti su questa linea. Però lungo questa linea trovano una collina, un cavo, delle cose, quindi devono essere bravi a mantenere bene la linea, mantenere la quota giusta, perché l'antenna, se si alza troppo, l'antenna non vede più niente, quindi bisogna cercare di mantenerla vicino a terra. E quindi sono in due, perché uno guida e l'altro sta attento a tutti gli ostacoli che ci sono. Un progetto che sarà utile ovviamente per l'Einstein Telescope, ma anche per il territorio. Allora, questo rilievo è un rilievo geofisico curato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che è proprio l'oggetto che sta nelle corde delle ricerche che fa l'Istituto, e questa tecnologia, questo survey aiuterà a capire cosa c'è nel sottosuolo, perché è un'area molto vasta. Naturalmente la conoscenza di quello che sta nel sottosuolo può essere fatto puntualmente con degli scavi o con delle perforazioni, invece questo elicottero permette un rilievo veloce, speditivo, e per la tecnologia che impiega permette di conoscere quello che c'è nel sottosuolo fino ad una profondità di 500-600 metri, ed è un'informazione molto importante perché arricchisce l'informazione e la conoscenza di quello che c'è sotto i nostri piedi. Ed è un vantaggio naturalmente per il territorio, perché conoscere quello che c'è sotto i nostri piedi è sicuramente un valore aggiunto che può essere impiegato nei più diversi ambiti. Okay, let's prepare for takeoff now. E da chi è costituito il team del sorvolo? Allora, il team del sorvolo è innanzitutto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, quello che ha commissionato questo studio. Ovviamente si tratta di una tecnica molto avanzata che non è disponibile agli enti di ricerca, quindi abbiamo dovuto per forza ricorrere a una compagnia privata che è attualmente uno dei leader mondiali di questa tecnologia, e quindi il team che si occupa del sorvolo è costituito da questa compagnia privata danese, che si avvale poi di un team di elicotteristi tedeschi molto esperti, e sono due ditte che lavorano da anni insieme, quindi diciamo sono molto affiatati e sono assolutamente in grado di gestire le delicate operazioni di spostamento, insomma, di questa antenna, che chi l'ha vista volare, insomma, si rende conto che è un oggetto che ha un grande impatto.